Questa mattina Fabio Godino, 62 anni, è comparso in tribunale a Venezia dopo essere stato arrestato ieri dai carabinieri. La perquisizione effettuata presso il suo appartamento al sesto piano del palazzo in Viale Veneto 28, con l'ausilio dei cani antidroga, aveva portato al ritrovamento di circa 300 grammi di cocaina e 1.700 euro in contanti. Il giudice dottoressa Francesca Zancà, ha convalidato l'arresto e la prima udienza del processo è stata fissata per il 1 giugno. L'avvocato difensore di Godino è il dottor Mauro Serpico. Oltre alla vicenda penale che ha portato all'arresto di Fabio Godino, è preoccupante notare che questa è la terza volta in 17 anni che il signor Godino si trova nei guai a causa di problemi legati alla droga. Le persone che lo conoscono esprimono il loro dispiacere per il percorso di vita negativo che ha intrapreso una persona di buona famiglia. Secondo alcuni conoscenti, Godino è sempre stata una persona generosa e gentile con tutti. Tuttavia, negli ultimi tempi, alcuni suoi ragionamenti sembravano offuscati e i suoi amici si preoccupavano per lui. Alcuni riferiscono di seri problemi familiari e una percezione della realtà alterata. Questa triste vicenda mette in luce il problema crescente dell'uso delle droghe nella città di Chioggia, che colpisce persone di ogni età e ceto sociale e che ha conseguenze negative su tutta la comunità. Chi spaccia ha la responsabilità di rovinare tante famiglie. Forse si dovrebbe ricorrere al carcere con maggior severità. C'è tutto. Siamo per Chioggia Azzurra con l'equipaggio di Engie, equipaggio che ha vinto e infatti si vede una miriade di premi in questa 50° campionato nazionale classe Meteor. Quant'è la soddisfazione? Tantissimo, enorme, indescrivibile, veramente molta. Dopo anni e anni che con questo equipaggio cerchiamo e partecipiamo ai campionati italiani. Nel 2016 l'avevamo vinto ma non ero con loro, poi dal 2017 in poi sempre con loro e sempre grandi piazzamenti, quindi secondi, terzi, quinti, ma veramente vincerlo in casa dopo averlo fortemente voluto 2 anni fa, quando assieme a Maria Grazia alla capoflotta di Chioggia sono stato folgorato nelle vie di Damasco, dove sono andato a promuoverlo a Talamone e siamo riusciti a convincere la flotta a sommetterlo, ad assegnarlo a Chioggia, quindi grande soddisfazione essere riusciti a vincerlo in casa. Perfetto. Dopo noi, essendo anche Chiogiotti, io e Nick, è una soddisfazione enorme perché sai, essendo Chiogiotti, vincere in casa a Chioggia con una platea di questo genere qua e con delle condizioni diciamo completamente variabili, dal cattivo tempo al bel tempo a condizioni diciamo di burrasca forte, vuol dire che abbiamo fatto delle grandi regate e siamo stati sempre costanti nei piazzamenti. Perfetto, allora buon vento, prossima competizione dove? Prossima competizione per il campionato ancora italiano sarà sul lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, mentre io e Nick parteciperemo al campionato Team Race a squadre il 3 e 4 giugno sempre sul lago Trasimeno, a Passignano sul Trasimeno. Io invece la prossima settimana sarò a Trieste a fare la nazionale dell'Adriatico Orc e la settimana dopo sarò a fare la 500x2 che è una regata d'altura che si svolge ogni anno in 2 persone, sono 500 miglia in 2, quindi abbiamo un ricco programma fino a giugno, bello inoltrato, bello pieno. Grazie infinite. Grazie. E ancora Grazie. complimenti. Perfetto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.
La delegazione LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Chioggia, ha promosso una giornata dedicata alla diagnosi precoce del melanoma presso il poliambulatorio dell'ospedale di Chioggia lo scorso 7 maggio. Grazie alla collaborazione del professor Mauro Alaibach e della sua equipe dell'Università di Padova, oltre all'ULSS 3 Serenissima, sono state effettuate 200 visite dermatologiche per il controllo dei NEI. Questa iniziativa fa parte delle molteplici attività che la LILT svolge durante l'anno per combattere il cancro, promuovendo la cultura della prevenzione e della salute. La LILT, presente a Chioggia da 10 anni, ha già organizzato un convegno sulla sana alimentazione nel mese del marzo scorso presso l'oratorio della Santissima Trinità. Nel mese di ottobre sarà proposta la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno e in autunno riprenderanno le visite mensili per la prevenzione delle malattie dermatologiche. La LILT desidera ringraziare i medici, l'ULSS 3 Serenissima e i volontari che collaborano attivamente per la realizzazione di queste importanti iniziative. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Allora, siamo qua dall'amico Giorgio Bellemo, presidente Ascot, reduce da un malessere, ma comunque dai, insomma, ti vediamo in piedi. No, siamo contenti, insomma, dai. E niente, oggi il sindaco è a Roma, ci ha mandato subito le foto, tutto quanto. Noi abbiamo fatto già un piccolo post dicendo appunto che anche quest'anno Chioggia Sottomarina con la bandiera blu. Io mi sono permesso, ma non per piaggeria, di dire grazie agli operatori, perché insomma io vengo molto nel vostro mondo e il fatto che investite, perché giorni fa c'era stata una così. Purtroppo mi sono accorto che tutti noi viviamo di luoghi comuni, in pratica, no? E crediamo che siano delle verità assolute, poi se andiamo un attimo a guardare vediamo che non è. Ma ci sono tanti esempi, ma non mi dilungo, eccetera. Allora, qualcuno giorni fa ha detto, ma tanto la bandiera blu, non abbiamo l'acqua. Quindi c'è ancora gente che è convinta che la bandiera blu sia un riconoscimento per la qualità dell'acqua. In realtà c'entra per carità, è un parametro. È un parametro. Invece quello che è interessante è il fatto che venga riconosciuto lo sforzo degli operatori, dell'amministrazione. Parla tu col tuo mestiere? Andrea, la questione è chiara. Allora, c'è una duplice soddisfazione, Andrea. Pensa che Ascot è presente a Chioggia per la Rosolina. Quindi la bandiera blu è stata confermata a Chioggia, è stata confermata a Rosolina. In realtà è stata confermata in tutta la parte meridionale della costa veneta, quindi Chioggia, Rosolina e anche Porto Tolle. Quindi è una soddisfazione, se vuoi, tripla. Allora Andrea, c'è questo collegamento ideale bandiera blu-acqua, non è così Andrea. La qualità dell'acqua è un elemento importante, va da sé, ovvio questo va da sé, ma ci sono altre questioni, la depurazione, le piste ciclabili, la raccolta differenziata, le presenze, sono vari requisiti. Ora Andrea, non è facile ottenere la bandiera blu. Sul sito dell'Osservatorio elettorale del Veneto è possibile trovare i dati, il vademecum e le tabelle relative alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Queste elezioni coinvolgono 49 comuni in Veneto, tra cui 2 capoluoghi di provincia e 10 comuni con più di 15.000 abitanti, potenzialmente soggetti a ballottaggio nel caso in cui un candidato non raggiunga il 50% dei consensi al primo turno. In caso di ballottaggio, il secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio. La popolazione chiamata al voto in Veneto ammonta a 638.473 abitanti, con 540.875 elettori distribuiti in 611 sezioni. Si voterà sia domenica 14 che lunedì 15. La domenica sarà possibile votare dalle 7 alle 23, mentre lunedì i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Tra i comuni limitrofi le elezioni si terranno anche a Piove di Sacco. La tessera elettorale può essere rinnovata presso l'ufficio elettorale del comune di residenza. L'ufficio elettorale sarà aperto dalle 9 alle 18 nei 2 giorni precedenti la data delle elezioni e durante il giorno della votazione per l'intera durata delle operazioni di voto, sia dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio.